preso, grazie a questa cosina qua, ero molto contrario all'inizio, però vabbè, posso collegarmi un microfonino esterno da mettere dentro al casco, perché ho visto che giri in moto se ne fa di belli e quest'anno non ho voglia, ma il prossimo anno magari andremo all'estero, cioè torneremo all'estero, credo in Belgio. Brava, basta. È stata una stupenda serata, non ho neanche filmato alla fine. Che ho fatto è il recupero del meccanico che si è scapuzzato giù per le scale, cioè mi sembra a pubblicità, non so se l'avevate vista tanti anni fa, del Montenegro, che era sti quattro imbriagoni che avevano trovato un cavallo là per i cazzi suoi, l'avevano legato con l'imbragatura, l'hanno attaccato all'elicottero, gli ho portato in giro e dopo si trova a fine a Ciavasse da tre amari. Più o meno la storia è andata così stasera. Ok, sì, ti faccio vedere allora velocemente questo giocattolo. In sostanza è una cornice per la GoPro con un microfono migliore potenziato. Qua abbiamo la protezione per il vento che dopo gli cazzo su, perché adesso ho una mano sola, perché che altro si devo filmare, e dopo sti tre cosi di cui uno è vedi l'attacco jack audio, quello che interessava a me. Però già che si è fatta la spesa per i giri in bici, sicuramente questo microfono amplificato di qualità superiore e con l'antivento regalerà un cazzo che ho pagato, ma regalerà nel senso che quando parlerò almeno si capirà qualcosa e non si sentirà solo il vuh del vento. Aspetta, voglio provare il microfono. Questo è la GoPro 11 Black con il microfono originale. Questo invece è l'audio sempre con la GoPro 11 ma con il media mode attaccato con il suo microfono. Adesso non so, sentirò la differenza. Si ingrandisce abbastanza, però insomma il peso spero sia sopportabile per l'adesivo del mio casco. La ciavata, mi direte, ma sì vabbè, chi se ne frega, noi non usiamo ste robe. Sì, è vero, è che devi smontare il tutto perché l'entrata delle batterie è di qua e tu non hai accesso, quindi per cambiare la batteria è una rottura di scatole non indifferente. Ok, benvenuta Igiene, sì esatto. Lo attaccherò qui. Questo si chiama microfono lavalier, dovrebbe essere un Rode. Sì, confermo, era un Rode. Ora fascetto il tutto. 2-3 prova, forse farò il reso, non so neanche dove mettere il microfonino. Vediamo. Vabbè, vediamo 1, 2, 3 prova, vedremo come si sentirà. Perché no, beh, mi toccherà poi il microfono, cioè dove cacchio lo metto io il microfono? Cioè, boh, non è un casco da ste robe qua, non è proprio un casco da ste robe qua. Dai, così forse è già un po' meglio, perché io sono uno di poca pazienza. Gli ho fatto passare il cavo per dentro, il guanciale che ho smontato, perché odio le complicazioni. E così è quasi come non averlo. Il microfono è qui, quindi non dovrebbe neanche darmi fastidio al naso o cose del genere, perché guarda è qui e va dentro qua, eccolo qua. Toglie la voglia ste robe qua, però vabbè, devo farlo, prima o dopo devo farlo. Proviamo, ma io non so, ma boh, cioè che magari non lo so, chi fa ste robe pensa che io ci navigo dentro al casco. Qua ho tutto ciucciato, cioè la bocca praticamente riesco a baciare io qua, la parte qua davanti, quindi boh, non so dove metterò tutti sti strafanti qua. Ma anche i cavi, Dio buono, non mi si chiude più. Va bene, dai, non è un problema. E l'altro, boh, non so, mi dà tanto stress a me aver tutti sti fili con tutte le volte che faccio cava e metti il casco. Boh. Ok, suomi a quelle zone rosse lì dove vanno gli auricolari. Ok, dopo solo 4 bestemmie, che sono pochissime, sono riuscito a fare il tutto. Guarda, è tutto completamente nascosto, tranne, allora, questo filetto, che è quello che viene fuori, deve per forza venire fuori, a meno che non lo faccia venire fuori di qua. Ce l'ho fatta, perfetto, guarda, casco completamente libero. Questa è quasi una metafora di vita, e soprattutto per me, perché io nella vita, vedi, cerco sì di evitare le rotture di coglioni quando inizio, perché sono costretto a, come si dice, no, ma che importante sta roba, a affrontarle, mi innervosisco, cioè mi indispongo, perché sono stato privato di questo mio bellissimo stato di nirvana, di rotture di coglioni free, ok? Senza rotture di coglioni. Però è anche vero, tralasciando il discorso dell'equilibrio, che se non hai rotture di coglioni non apprezzi la felicità, e questa è la tranquillità, scusa, e questa è una cosa sacrosanta. È anche vero che poi comunque delle rotture di coglioni, come si dice, fattibili,
ti portano a poi delle soddisfazioni. Io ora sono felice e soddisfatto di quello che ho combinato. Ritira tutto. Aia, 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 aia. Ah, madonna. No, fa malissimo. Fa malissimo. Ed erano nel punto giusto, nel punto proprio dove vanno messi gli auricolari qua. Niente, sono troppo duri, troppo spessi. Niente, non posso metterli più in dentro. Allora adesso io non voglio parlare per il cavolo, preso dal nervosismo, però con questo casco questo interfono è assolutamente bocciato. Non lo butto nell'immondizia perché magari riesco a venderlo, però vedi, è andata a farsi quasi a benedire la mia bellissima Massima. È la serie che però è anche vero, insomma, ci sono rotture di coglioni che portano solo rotture di coglioni, cioè che non ti danno soddisfazione, solo perdite di tempo e basta. Morale non della favola, ma di questa favola: butta via tutto, come dice a me non odio, caro. Con quel butta via tutto vuol dire liberati dalle rotture di cazzo. Porca miseria, quanta saggezza in una semplice frase, porco cane. Butta via tutto, Dio, via, butta via tutto. Per lui tutti erano truffatori, tutti, proprio tutti, e bisogna buttare via tutto, Dio caro. Guarda che aveva ragione. Pertanto tengo solo il GoPro Media Mode e vedi il cavo, questa specie di grumo di cavi che ho dovuto tenere, e l'ho passato dentro al cavo di sicurezza, così quando togli la GoPro non disturba il cavo, resta a penzoloni ma qua. Anzi, iniziava a infastidirmi pure strafante la GoPro, gli ho tolto la clippetta del microfonino e gliel'ho incastrato qua dentro. Qua è chiuso, ci sono due clip. Benvenuti nella mia bara da vivo, Dio caro. E no dai, è doveroso un aggiornamento. Allora, io a volte forse sono un po' troppo esagerato, nel senso che non è che il climatizzatore anche sotto al sole non raffreschi, però ripreciso che ci vogliono tutti gli oscuranti, tutto chiuso, e il tempo è decisamente superiore al tempo che ci metterebbe a raffreddarsi il camper dopo che è sceso il sole. Ti dico, di sera per raffreddare il tutto ci vuole una mezz'oretta, tre quarti d'ora, e di giorno qua minimo con gli oscuranti, ho detto minimo 4 ore. Sisio Gatto l'ho acceso alle 10 della mattina, adesso sono le 14:21, cioè non le 14:02, le 14:03, le 14:21, c'è tanta roba 14:21. Ciò nonostante mi spaventa non poco il caldo che starà arrivando. Diciamo oggi siamo sui 33 gradi e c'è molta umidità. Il mio umidometro, vabbè, tutto scemo, adesso mi segna. Ah no, beh, ho acceso il dehumidificatore, ok, 46%, prima era 80%. Giustamente ho il dehumidificatore acceso, quindi non devo guardare quello, però guardando fuori abbiamo un 33 gradi, sono in arrivo i 36 gradi, ma i 36 gradi del Veneto ti assicuro che nulla hanno a che fare con i 36 gradi della Puglia o di qualsiasi altro posto che non sia del nord, ok? Nord, non nord montagna, il nord è quello nostro, a Palude e Padana. Ti voglio fare entrare un po' nella mia testolina, può non essere tanto interessante, può non essere eclatante, ma è così un po' per entrare bene nella vita in camper, su come realmente funziona. Quali sono le soluzioni? Allora, io intanto sono obbligato a stare qua fino a lunedì in quanto devo tendere agli animali e pertanto muovere il camper per andare su in montagna per una giornata secondo me è follia pura, perché il camper, almeno il mio ovviamente, è molto lento, poi confronto una macchina consuma il triplo, o se confronto una moto, insomma poi dipende che macchina, con che moto facciamo i paragoni. Ricordiamoci che io provenivo da una Smart che faceva di media 30 con litro di gasolio e pertanto andrò in moto, non so dove, così collaudiamo anche il microfono, no? Che ho comprato il GoPro Media Mode. Io caro, l'unico youtuber che spende invece di guadagnare i soldi. Vabbè, ma vedi, è la passione, è così che dovrebbe essere. Questo era YouTube una volta YouTube era lo youtuber. Cos'era? Lo youtuber, il vero youtuber, ossia l'originale, era quello che faceva dei vlog, ossia dei filmati, dei cazzi propri della propria vita, piuttosto che raccontava qualche ricetta o cose del genere.
in maniera molto terra, cioè molto, come si dice in inglese homemade, in italiano molto, cazzo non mi viene il termine, comunque molto amatoriale, ok? Quindi video veramente amatoriali. Quello era YouTube. Poi lo youtuber è, a parte io che sono l'unico rimasto, ma lo youtuber è morto, è stato sostituito dagli influencer. L'influencer è colui che fa i video per i soldi, ok? Per un ricavo monetario, e per avere questo ricavo monetario ovviamente non può più essere spontaneo e fare i video appunto così amatoriali, ma deve seguire tantissime linee guida. Quindi lui ha una lista infinita di cose da fare, cose da non fare. Tra le tante cose che deve fare c'è il seguire le mode del momento, ossia i condizionamenti sociali, addirittura sul parlato del momento. Faccio un esempio, non so se hai mai sentito la parola mozzafiato. A me si alzano i peli quando ogni volta sento dire panorami mozzafiato, perché l'ho sentito dire da migliaia e migliaia di influencer, hai capito? È molto triste questa cosa, è molto pericolosa la globalizzazione, ma la globalizzazione non intendo la globalizzazione di mercato, ma intendo la globalizzazione di pensiero. È questa una delle armi più potenti per ottenere il controllo mentale, che ricordo sempre non c'entra nulla col 5G, vaccini, Bill Gates, quelle robette là, gli alieni, i rettiliani, no, quelle sono cose che nulla hanno a che fare. Omologando il popolo e instupidendolo, il popolo non, e per istupidendolo intendo anche privandolo della cultura, il popolo non ha più un metro di confronto e possibilità intellettuale di misurare le cose, hai capito? Quindi siamo tutti robottini, è quello il controllo mentale, fioi, è quello. Sì, non è una novità, è una cosa che esiste da sempre, solo che sai, invece di leggere i libri di psicologia, di filosofia, di antropologia e di storia, preferiamo andare sulle pagine Facebook, su quelle minchiate lì dove si vede Bill Gates che mangia i bambini, gli alieni e tutte quelle cosine là, i microchip che ti... si è bloccata anche la telecamera, speriamo di non aver perso il discorso di prima. Comunque in sintesi non potranno far niente, questa era la rassegnazione pasoliniana, in quanto saranno una semplice minoranza non calcolata da nessuno. Se poi ci mettiamo altra arma non tanto creata dal potere, dal comando, ma sfruttata dal potere e dal comando, è il sovraccarico cognitivo, ossia tutte quelle milioni di informazioni belle, brutte, tragedie, cose utili, non utili che riceviamo, che il nostro cervello riceve ogni giorno, e che pertanto quando succede qualcosa, anche una tragedia, una cosa brutta, politica eccetera, non succede niente, cioè proviamo indignazione per mezz'oretta, ma capirai che con mezz'oretta di indignazione non lo cambia il mondo. Ciao CP, è fuorita, non c'era proprio il camminare. Microfono, sentirai comunque un casino alla Madonna perché ho tolto i DB killer, se non mi si intasa la moto. Ovviamente li rimetterò quando andremo a fare qualche viaggetto o giretto in montagna, tipo domenica. Comunque siamo agli 80 all'ora, questa è la mia voce molto bassa, tranquilla, diciamo, abbastanza bassa, tranquilla. C'è forte vento e io sono senza i DB killer. Ora provo a parlare con la voce un po' più alta, forse anche troppo perché il microfono ce l'ho praticamente davanti, però vabbè, questa è una voce che cerca di sormontare un po' il vento, il rumore della moto e del vento. Vediamo poi la differenza tra le due, qual è? La moto, la visiera è completamente chiusa, però ho aperto il ricircolo dell'aria, quindi può essere che ci vada dell'aria davanti al microfono, però lui ha come si chiama, la spugnetta antivento, quindi non dovrebbe essere un problema. Non so cosa senti perché io veramente non riesco quasi a sentire la mia voce. Avevo un po' di soldi da buttare e quindi ho detto, beh no, da buttare no, da investire dai. Ho detto teniamo l'assicurazione aperta anche quest'inverno, perché altrimenti avrei dovuto chiuderla qua a fine agosto, perché purtroppo la moto l'avevo attivata in anticipo. E pertanto, aspetta che qua tagliano sempre, bisogna stare molto attenti, vedi? Dopo mi ha visto e si è rimesso di là. E poi ci sono le sospensioni, da fare la revisione alle sospensioni, quella anteriore e la frizione, erano le due cose che mi rimanevano da fare per portarla a nuovo.
e il resto è di cazzo, abbiamo rifatto tutto. Di B-Killer è fastidiosetta, cioè ha il suo casino proprio, cioè che a lungo andare un'altra mona, a lungo andare te la paghi, insomma, ma torni a casa col mal di testa. Eccola là, boh. Questa è la moto perfetta per me, non so se l'ho mai detto, perché ti dà un senso di velocità e comunque anche di potenza molto soddisfacente, e pertanto tu ti ritrovi a velocità molto basse contento, cioè te la godi veramente, mentre una moto tipo un R1, che io ne ho avute due, sono molto pericolose, perché tu hai 240 all'ora, ti trovi, ecco guarda, i 100 all'ora della Ducati qua sono i 240 dell'R1, io andavo via così tranquillo con una mano sola ai 240, cioè l'R1 era stabilissimo, non aveva vibrazioni, aveva anche un rumore che ti faceva percepire che andavi più piano, hai capito? Noto molta differenza. E in conclusione, siccome non devo fare le gare, non mi interessa proprio, oltre che non devo farle, devo però divertirmi, cioè ho bisogno di una moto che mi dia soddisfazione, mi piaccia, mi faccia divertire e anche poi mi faccia viaggiare, e questa moto, a parte viaggiare poveretta, direi che è perfetta, cioè mi piace veramente tanto. La preferisco di gran lunga anche un 996, non so se l'ha già detto, per il fatto che in certi tornantini stretti di montagna è molto più precisa, e parlo per un discorso di erogazione del motore, e poi te la godi di più, cioè ormai con le strade che ci sono oggi, cioè nel senso, con tutta la gente che c'è per strada non puoi più permetterti di andare a chissà che velocità, e allora con una moto che non è un 1000 ma comunque c'ha i suoi 100 e qualcosina a cavalli, per qualcosina intendo 0,3-0,4 te la godi decisamente di più, insomma. Frontale con un SUV con metà auto in contromano, perché giustamente doveva stare via a guardare il telefonino, no? Adesso fare la strada per Cortellazzo, perché per i deficienti che vanno via in contromano è un problema, per carità, sicuramente presente anche in tutta Italia, però io credo che soprattutto qui nella provincia di Venezia sia diventata, anche se nessuno ne parla, una grave emergenza. Sto parlando, esatto, dei veicoli in contromano. Guardate che bel posteseo mentre dico contromano. Diciamo che sta in del tuo, diciamo che ormai quasi più nessuno sa stare nella propria corsia, no? Io devo correre praticamente sempre in bordo strada, e sennò veramente ti ammazzi. In montagna uguale, per carità, ti ammazzi, ne sono morti tanti, non è che dico io ti ammazzi, è la verità. Io dico, se non sei capace di guidare, fai come me, vai piano. Guardate, io non faccio i 200 all'ora in moto, io faccio le mie curvettine, tranquillo, belato, pianeo, e non do rubare, sto sempre nella mia corsia, non rompo il cazzo a nessuno, capisci? Vabbè, questo video non era solo per porchidare a chi non sta nella propria corsia, ma era anche più che altro per testare un attimo col casino della moto. Poi rimetterò i DB Killer il microfono qua. Fa un repetone, no, inizia a darmi fastidio anche a me senza DB Killer, è proprio, fa un repetone della Madonna. Qua ovviamente se non c'è nessuno puoi tagliare, cioè nessuno ti vieta di, cazzo è un falco, hai visto? Nessuno ti vieta di tagliare le curve, però devi vedere che non ci sia nessuno in arrivo. Se non vedi che non c'è nessuno in arrivo, ovvio che stai nel tuo, porca troia, perché poi magari passo che sono quello che è contrario a tagliare le curve, anzi no, sono favorevolissimo, ma solo se hai la visuale a un altro. Stai nel tuo, Dio, al 100%, cioè devo fermarmi, cioè non ho lo spazio, non so se hai visto, guarda che la GoPro allarga, quindi non posso neanche lamentarmi come si deve, perché avrò avuto 1,20 m cazzo di spazio. Io stimerei che un buon 40% non è capace di guidare, ma è tantissimo un 40%, cazzo fioi, è veramente tantissimo. E mi stupisco anche
come mai, nonostante tutta sta gente che viaggia in contromano, nonostante tutti sti telefonini, nonostante tutti sti drogati e sti alcolizzati, ci siano così pochi incidenti. Questo è molto strano. L'ambulanza, la prima di oggi, del mio giro di oggi. Allora, sirene, va il tipo si toglie dei coglioni. Dai cazzo, svegliate! Porca troia, uno più rincoglionito dell'altro, fioi, pazzesco! In versione di corsia in piena curva, cioè io non dico altro, veramente non dico altro. Prima ho detto che avevo le sospensioni anteriori da revisionare, cioè in realtà sarebbero completamente da revisionare, cioè sono parecchio scariche, parecchio vuote, però dici vabbè, andando piano chi se ne frega, a me piace passeggiare senza fare più curve estreme, cambi di direzione esageratissimi e via discorrendo, e quindi la moto è guidabilissima anche così. Poi quest'inverno si rimette a nuovo anche quello, insomma, ecco dai. Ara Ramo, ciao Ramo, io tocco rosso, ma sono cazzi suoi perché qua c'è il fotored, c'è la fotocamera per le infrazioni semaforiche. Il furbo che sorpassa così per mettersi in coda, perché è furbo lui, no? Hai capito? E purtroppo mi dice anche Alessia, non riusciamo a capire il nesso tra l'idiozia e la possessione di un SUV, cioè chi ha il SUV è sempre rincoglionito e chi è rincoglionito è il SUV, cioè è strana sta roba. Aspetta, sì dai, perché Alessia è sconvolta dal tramonto qua, arreteo anche a magari non succede più. Mamma mia, guarda zanzare. Entra anche tu nello sconvolgimento di Alessia. Madonna, mi stanno beccando le linguine. Entra anche tu nelle zanzare che beccano linguine di Alessia. Senza neanche a pagare, com'è sta storia, Ale? Adesso sul mare. Sì, vedi, c'è il sole, ma il mio telefono da schiavi del sistema non fa vedere. Fa un riflesso sul mare, cioè, in modo tale che sembra una esatto, palla. senti Giacomo, esatto, sembra una palla perché metà è riflessa sul mare, è una cosa spettacolare. Una palla anche normalmente. Ma col telefono viene fuori una schifezza. Ok, ritiriamo tutte le nostre spiegazioni ultrascientifiche. Mamma mia, quanti mussati che sarebbero le zanzare, però si dice a Padova, da che banda là mussati, da noi si dice casomai moscati, ma è zanzare. È la luna che sta salendo, però guarda che schifo che vedi in video. E stasera sono con Omar e famiglia in modalità turisti. No, Thomas no, Omar. Thomas, scusati, io caro, perché sono già il secondo scrisso, però io sempre Omar, Thomas e anche che altro confondo sempre, solo che se chiama Marco. Modalità turista, che ogni tanto ci vuole, cosa significa? Si arriva in macchina, sembra di farsi il giretto di Jesolo, Fatto aperitivo e via. Ogni tanto le cose semplici, se non sei abituato a farle, possono diventare, passami il termine, speciali. È molto strano che il mio telefono da capitalista non inquadri bene sto discorso. Avevi più zoom, ovviamente uno zoom digitale peggiori. Ma tu visto Thomas, che Alessia hanno assinte quanti cui che ieri in spiaggia? Madonna. Porca miseria. Io a Ciamaia... Hai perso il conto? Qui Olandia, altro che Jesolo. Sia posso fare vedere i miei amici che ci seguono da casa due culi nostrani qua. Quello di lui o quello di lei? Ma quello di lei, Dio caro, aspetta che resumo. Anche le donne fai vedere quello di lui? Ma sì, è talmente imbriaca che ha zappa cittadinanza veneta, Francia. Pretty little baby, pretty little baby, pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers I sit for